Sappiamo che oggi uno dei punti più critici è quello dell'emergenza urgenza, non solo in Veneto, in tutta Italia. Le ultime misure anche messe in campo dal governo sono incentrate sull'emergenza urgenza, mancano medici, purtroppo ci sono oggi le borse di specializzazione, ma non ci sono più persone che vogliono fare questa specializzazione. Quindi gli interventi devono essere interventi mirati, quindi che non possono essere interventi regionali ma nazionali, quindi quelli legati ai carichi di lavoro, quelli alla possibilità di far carriera, che non sempre insomma è limitata all'interno dei pronti soccorso, quel problema delle aggressioni, quindi del clima che si è sicuramente oggi creato all'interno di queste strutture. Quindi una serie di fattori che vanno comunque messi in campo. Noi stiamo lavorando, è chiaro che il problema della carenza del personale a volte li fa andare in sofferenza e quindi anche le lungaggini, le troppe persone in lista d'attesa, però questo non può mai giustificare aggressioni o toni insomma che sono toni non rispettosi per chi invece lavora lì tutto il giorno. Noi stiamo mettendo in campo tutte le azioni, ossia stiamo mettendo in campo le azioni di assunzioni a tempo determinato, utilizzo dei specializzandi, cioè tutte le possibilità che a livello nazionale di deroghe rispetto alle figure professionali ci sono state date le mettiamo in campo. C'è anche il discorso legato ai famosi gettonisti, alla cooperazione sociale, che però sappiamo oggi ha un anno di tempo, perché così ha deciso, noi siamo d'accordo il governo, proprio per limitare questa distorsione del mercato che non fa bene al sistema. E quindi è un sistema oggi molto complesso che a volte porta al cosiddetto fenomeno delle grandi dimissioni, che è un fenomeno non solo nazionale ma internazionale.